Però viaggiare è stata una delle cose che mancava di più, nonostante le prenotazioni e cancellazioni, perché ci si provava in qualche modo anche a girare in Italia, ma adesso finalmente si è ricominciato un po'. Ha già in mente qualche viaggio? E l'ho appena fatto a Palermo, sono tornata ieri, ho fatto un weekend lungo ed è stato rigenerante. E più che altro i negozi, signora, cioè i negozi erano chiusi, quindi c'era poca gente in giro. Mi è mancata la presenza di miei nipoti e di mia figlia, i miei familiari soprattutto. Che cosa le è pesato di più? Il rapporto umano, trovarsi con la gente, con gli amici, relazionarsi anche con le istituzioni direttamente senza gli webinar, che per l'amor di Dio sono stati utili perché così hanno potuto anche usufruirne le persone che normalmente non possono neanche uscire di casa per magari varie patologie. Diciamo che abbiamo bisogno di riprenderci la nostra normalità. La scarsa informazione, la informazione molto monodirezionale che non prendeva in considerazione anche altre viste del problema della malattia, del Covid e modo di curarlo. È sicuramente la libertà di movimento, che è una bella cosa questa, e di fatto ben venga la zona bianca, insomma. Ma parlando da pensionati direi che la vita è cambiata poco, perché non avendo attività, per cui sì, si è notato un sacrificio, però si guardava agli altri più che altro, ecco, ci si pensava agli altri. Non potersi muovere, non poter sedersi, venire in centro, non potersi sedere in nessun posto è stato bruttissimo. Ho lontani i familiari, quindi è più difficile di trovarci. Sì, sì. Da quanto non li vede? Oh, da 2 anni quasi. La libertà in generale, quella. Lascia un segno tutto questo. Secondo me sì, nei giovani, quelli più giovani di me. Secondo me sì. Sarà un po' difficile riprendersi, ma piano piano ci si riprenderà. Si andrà avanti, si tornerà alla vita di sempre, si spera.